Il giorno seguente, domenica 29 aprile, la gente scende nelle piazze a festeggiare la liberazione. Lunedì 30 aprile c'è il drammatico bombardamento della colonna tedesca ferma lungo il Minaret e il saccheggio delle carcasse degli automezzi da parte di alcuni civili della zona, episodio di cui si è parlato e si è scritto in questi giorni. Nel pomeriggio di lunedì 30 aprile alle 5 arriva in città, in Viale della Vittoria, la prima autoblindo degli alleati e il CLN nomina il primo sindaco di Vittorio Veneto, sindaco della nuova Italia democratica uscita dalla liberazione. È Attilio Tonon, già commissario del gruppo Brigate Vittorio Veneto. Da questo momento la città è libera e può avviare una nuova stagione politica e amministrativa. Il 3 maggio una sfilata imponente delle formazioni partigiane lungo i viali della città renderà onore ai liberatori. Il 25 aprile del 1945 non è stato naturalmente, come i documenti storici e le testimonianze dei protagonisti ci attestano, un passaggio indolore. Troppi erano stati gli odi, le violenze, le distruzioni, i tradimenti e le uccisioni nei 20 mesi di lotta senza quartiere al nazifascismo. E dopo l'incontro e l'abbraccio con le truppe alleate e liberatrici e di tutto il popolo con i suoi partigiani, non mancarono anche in questa realtà, come in altre parti d'Italia, episodi di vendetta e di brutalità, anche se circoscritti ad alcune zone e presto ricondotti con l'opera mediatrice della Chiesa locale sotto il controllo del Comitato di Liberazione. Il 25 aprile è tutto questo e altro ancora, se ci poniamo dalla parte della popolazione civile, sfinita, carica di lutti e di incertezze sui suoi figli ancora reclusi nei campi di prigionia, una popolazione presa del disordine, dell'insicurezza e del mercato nero. Il 25 aprile e i giorni seguenti lasciarono infine una lunga scia di sangue e di morti lungo le strade della nostra provincia. Sono le vittime degli ultimi colpi di coda dei reparti nazisti in ritirata che compiono eccidi efferati e seminano il terrore che in molti paesi attraversati. Per tutto questo, il 25 aprile è una data che ancora oggi divide, anche se sappiamo che essa divide e separa soprattutto il fascismo dall'antifascismo. Separa e divide un regime di oppressione, di guerra e di morte da un sistema politico nato dalla resistenza e fondato sulla democrazia, la libertà, la partecipazione. Un sistema democratico che chiude la porta ad ogni totalitarismo, che ha emanato fin dal suo inizio atti di clemenza e di amnistia amplissimi, che ha consentito e consentirà ad ogni forza politica democratica di esistere, radicarsi e affermarsi nella più assoluta libertà e autonomia, definendo regole democratiche condivise che sono state una garanzia anche per i vinti e i responsabili del tragico conflitto della Seconda Guerra Mondiale, costringendo anche chi non lo vorrebbe fare a riconoscere che l'antifascismo è uno dei valori assoluti e imprescindibili che stanno alla base delle nostre istituzioni e della nostra storia repubblicana. È vero, sono passati tanti anni da questi fatti, diverse generazioni si sono avvicendate, tanti protagonisti di allora si stanno lasciando anno dopo anno, eppure a tanta distanza di tempo non è venuta meno la voglia di ricordare, di partecipare a queste cerimonie, tornare sui luoghi del martirio e del sacrificio, riflettere e interrogarci sui perché di tanti tragici eventi. E se un tempo in queste cerimonie si è corso il rischio della ritualità e della retorica, oggi esse non ci sembrano così lontane, le sentiamo anzi sempre più legate al presente che viviamo. Esse ci costringono a riflettere su una stagione della nostra storia nella quale affondano le radici del presente, ci obbligano a ripensare un pezzo del nostro passato che proietta ancora ombre inquietanti sui tempi difficili che stiamo attraversando. Mai come in questi tempi ci rendiamo conto infatti come certi fantasmi, certi orrori, certe logiche di potere autoritario che ha dominato per un ventennio nel nostro paese, affascinando e soggiogando tanta parte del popolo italiano,
ci offrono elementi di confronto, nessi inquietanti e legami con talune vicende dei nostri giorni. Costituiscono soprattutto un forte ammonimento a non più ripetere quel passato. Pensiamo alle logiche poste dal dilemma pace e guerra, violenza e non violenza, attentati e terrorismi, tornanti così prepotentemente alle ribalte in questi anni e in questa fase di avvio del nuovo millennio, alle insicurezze e alle inquietudini di un mondo che un mondo ormai globalizzato ci trasmette tutti i giorni, all'incontro scontro fra culture, modi di vita, nuove conflittualità che stanno attraversando il nostro tessuto sociale, entrano nelle nostre stesse famiglie, coinvolgono i nostri paesi e le nostre città, alle guerre e ai conflitti ancora aperti in tante parti del mondo, allo stillicidio quotidiano di morte e violenza in uno scacchiere così delicato come quello del Medio Oriente, nel quale operano in missioni di pace tanti nostri soldati, alle condizioni non più sopportabili di sottosviluppo, miseria e precarietà di alcune realtà del nostro pianeta, alla crisi economica e sociale che sta attanagliando in questi mesi tanti paesi, col suo seguito di licenziamenti, precarietà, incertezza sul futuro della nostra civiltà. Pensiamo al rischio che corriamo di abituarci a tutto questo, di non farci più caso, alla tentazione di chiuderci noi stessi e privilegiare il nostro privato, a svuotare e svilire il sistema democratico per cui tanti volontari della libertà si sono battuti e che esige per essere vivo e vitale partecipazione, impegno, disinteresse, alto senso della cosa pubblica, una visione del mondo solidale, attenta soprattutto alla tutela e alla sicurezza dei soggetti più deboli. Quando leggiamo le storie della Resistenza scopriamo che una società libera e socialmente giusta, una democrazia partecipata del popolo, un futuro di pace e la fine di tutte le guerre erano gli ideali che coltivavano, i programmi su cui cominciavano a discutere e confrontarsi tanti giovani partigiani e patrioti nel freddo delle maglie delle nostre montagne o dei lager sparsi per tutta Europa in quel tristissimo inverno del 44 e della primavera del 45. Pensiamo invece a come si pone certa informazione che, rievocando quei periodi, tende a far credere alle nuove generazioni che il fascismo sia stato tutto sommato una parentesi né infelice né tragica della nostra storia, con il rischio di cancellare e far dimenticare di un colpo l'entrata in guerra al fianco di Hitler, l'aggressione e l'occupazione di paesi come la Francia, la Jugoslavia, la Grecia e la Russia, gli eccidi e le strade di tante contrade di fascismo. Cancellare e dimenticare uno dei più forti movimenti di resistenza dell'uomo, una formazione partigiana in ogni valle alpina e appenninica, i nostri giovani volontari partecipi per la prima volta di una guerra popolare senza cartolina progetto, la sofferta gestazione di un'Italia diversa. È ben vero che quella combattuta in quei 20 mesi fu una guerra terribile, con tutta la sua scia di sangue e di morte. Una guerra per bande che trascinava con sé, proprio per questo suo carattere inusuale, forme di terrorismo e di vendetta atroci. Ma fu una guerra impari, una drammatica lezione che il movimento partigiano dovette ben presto apprendere se non volle essere cancellato e distrutto. E la rete dei nostri istituti per la storia della Resistenza non ha avuto timore di affrontare in tutti questi anni le vicende più difficili e controverse della lotta di liberazione, nella quale sono stati analizzati e colti anche i limiti, le insufficienze, gli errori e perfino le inutili violenze, così come è stata sottolineata la tragedia di una guerra che coinvolse la popolazione civile e si combatté non solo contro l'occupante, ma anche contro i propri fratelli.